Il gruppo creativo di Tensioni è un team composto da diversi professionisti, ognuno con una propria individualità definita, insomma professionale, e che ogni anno cerca di proporre a Tensioni una serie di spettacoli, di eventi che abbiano una propria poetica e un filo conduttore che leghi tutte queste proposte. Quest'anno l'indagine è rivolta in particolare al concetto di relazione, visto il periodo comunque trascorso, e come l'arte si inserisca, come l'arte discuta e tragga ispirazione da questo concetto, la relazione proprio appunto interpersonale. L'edizione 2020 di Tensioni indaga su come l'arte interroghi il presente attraverso tutte le sue possibilità umane e tecnologiche. Alcuni momenti specifici saranno dedicati alla vita reale dell'artista, al momento presente in cui l'artista si trova e come vive il proprio mestiere e come viene poi percepito all'esterno e anche dalle istituzioni. Uno degli spettacoli proposti quest'anno si intitola R.Osa, Rosa, che vedrà in scena la giovanissima attrice Claudia Marsicano, diretta da Silvia Gribaudi. È uno spettacolo che si concentra sull'espressione del corpo in un modo molto particolare. Porta in scena con dissacrante ironia il ruolo che il corpo della donna e comunque il corpo in generale ricopre a livello sociale. Avremo tra i nostri ospiti anche Teo Teardo, compositore e musicista che non necessita di presentazioni, che ci proporrà una sequenza dei suoi lavori più significativi e in scena saranno presenti anche due strumenti ad arco. Relativamente alla poetica scelta dal team creativo per le proposte artistiche, Teo Teardo si inserisce molto bene perché indaga sul suono e specificatamente sul suono, quanto il suono sia in grado di alterare la percezione che noi abbiamo della realtà che ci circonda, quanto esso sia intenso da un punto di vista emotivo e immaginifico. Poi ancora teatro con Corrado Delia, che regista e attore di questo spettacolo porta in scena la vita di Van Gogh, del pittore Van Gogh. Questo sembra magari uscire dalla poetica di Tensioni, ma in realtà non è così, perché focalizza la sua attenzione sulla figura dell'artista, sulla sua necessità e la sua urgenza di raccontare attraverso il proprio lavoro la propria emozione e di individuare una propria soggettività molto personale, molto vera attraverso la propria opera. Ecco che quindi ci troviamo immersi in una soggettiva della vita dell'artista che narra come in un flusso emotivo la propria vita e le proprie emozioni. Corrado Delia ci propone queste parole di Van Gogh: la normalità è una strada lastricata, è comoda per camminare ma non vi cresce nessun fiore.